Alzando gli occhi al cielo, a tipo un'ora di macchina da Venezia, ci si potrebbe convincere di aver subito un teletrasporto improvviso. Magari di essere finiti in una remota savanna africana. Sì, è un'immagine che disorienta parecchio. Assolutamente. Niente nuvole, solo un'ombra immensa che copre il sole. Stiamo parlando di 400 uccelli giganteschi in volo, tutti nello stesso pomeriggio. E tutto questo sopra un fazzoletto di terra di appena 487 ettari. Praticamente in un'area minuscola. Esatto. È una scena cruda, potente, che stravolge completamente l'idea di paesaggio nord-italiano che insomma tutti abbiamo in mente. Trovarsi di fronte a uno spettacolo del genere, proprio nel cuore dell'Europa iperindustrializzata, tra autostrade, capannoni crea un contrasto concettuale fortissimo. Ok, analizziamo bene la cosa. Oggi cerchiamo di capire come sia stato possibile questo cortocircuito ecologico. Certo, perché non è una cosa che accade da sola. Per farlo abbiamo a disposizione una montagna di materiali affascinanti, articoli scientifici dettagliati, dati di telemetria satellitare e i resoconti operativi della riserva naturale regionale del lago di Cornino, in Friuli. Materiale davvero prezioso. La nostra missione oggi è ricostruire come un animale, letteralmente svanito da queste zone, sia riuscito a riconquistare il cielo. E soprattutto capire perché questo ritorno sia uno specchio spietato, ma al tempo stesso incoraggiante della nostra maturità ecologica. Un tema fondamentale, direi. E il protagonista indiscusso è l'avvoltoio grifone, il Gyps fulvus. Ora, quando diciamo gigante, intendiamo un animale con un'apertura alare di quasi 3 metri. 3 metri? E fino a 12 kg di peso. Caspita, 12 kg per un uccello. Sono un limite fisico estremo. Cioè, a quel peso non puoi semplicemente sbattere le ali per volare come un passero. Immagino consumeresti subito tutta l'energia. Esatto, consumeresti tutta l'energia metabolica in pochi minuti. L'evoluzione, in pratica, ha trasformato il grifone in un aliante perfetto. Un aliante biologico. Sì, costruito per sfruttare l'ingegneria dei fluidi dell'atmosfera. Possono planare per ore e ore senza quasi mai battere le ali. Pazzesco! E per capire quanto sia incredibile vedere oggi 400 di questi alianti sopra il Friuli, bisogna fare un passo indietro. Dobbiamo renderci conto che fino a pochi decenni fa il contatore in Italia continentale segnava esattamente 0. Erano completamente spariti. 0 assoluto. E scavando nelle fonti si vede chiaramente che non c'è stato nessun misterioso virus. No, nessuna pandemia aviaria, diciamo. È stata una banale, metodica cancellazione umana. Da un lato la persecuzione diretta, la caccia, dall'altro l'abbandono delle montagne. Questo è un punto cruciale. Meno greggi, meno agricoltura tradizionale significa 0 carcasse lasciate sul terreno. Niente cibo. Niente grifoni. Chiaro. Le uniche apparizioni in quegli anni erano turisti per caso, individui spinti dal vento dalle scogliere della Croazia che si perdevano da noi. Insomma, un ecosistema a cui era stato tolto un ingranaggio fondamentale. E la parte della storia che mi ha colpita inizia nel 1992, quando parte un progetto pionieristico. Sì, un progetto davvero ambizioso per l'epoca. Portano nella zona del lago di Cornino, tra Forgaria nel Friuli e Trasagis, un gruppo di 80 esemplari recuperati principalmente in Spagna. Ma reintrodurre una specie, sai, non significa semplicemente aprire le gabbie e sperare che vada tutto bene. No, immagino scapperebbero. Esatto. Se l'avessero fatto, quegli 80 grifoni si sarebbero dispersi in mezza Europa nel giro di 3 giorni. E addio progetto. Infatti, leggendo le procedure della riserva, scopro che li hanno tenuti per molto tempo in enormi voliere di acclimatazione direttamente sul posto. Un passaggio obbligato. Questo mi ha colpito tantissimo perché sfrutta un meccanismo psicologico e biologico preciso degli uccelli che le fonti chiamano filopatria. Esattamente. In sostanza, li hanno costretti a guardare quel paesaggio per mesi finché il loro cervello non ha registrato quelle montagne e quel lago come la loro nuova casa. Il processo di filopatria funziona in pratica come un reset del GPS interno dell'animale. Un reset cognitivo. Sì, quando l'uccello viene finalmente liberato, il suo istinto lo spinge a tornare a dormire o a nidificare nel luogo che ha memorizzato come sicuro. E la scelta di Cornino, diciamo, è stata un capolavoro di biologia applicata. Perché proprio quel posto,
Quell'area offre pareti rocciose inaccessibili ai predatori terrestri, quindi perfette per i nidi. Certo, sicurezza prima di tutto. Ma c'è di più. L'orografia del terreno genera costantemente quelle correnti termiche ascensionali, le colonne d'aria calda che salgono dal suolo. Ha quelle che servono agli alianti per volare senza sforzo. Esatto, di cui l'uccello ha un bisogno vitale per sollevarsi e pattugiare il territorio. E i numeri dimostrano che l'intuizione era giustissima. Nel 96, appena 4 anni dopo l'inizio del progetto, compaiono i primi nidi su quelle pareti. Arriviamo ai dati più recenti, verso il 2025, e la riserva certifica la presenza di ben 90 coppie nidificanti. Un successo demografico incredibile. Però c'è un trucco, o meglio, una struttura portante senza la quale questo boom non ci sarebbe mai stato. Le fonti usano il termine tecnico carnaio. Il famoso carnaio, sì. Ma guardando come funziona, l'ho immaginato letteralmente come un autogrill esclusivo ad alta quota, un punto specifico in cui gli operatori lasciano regolarmente carcasse di animali. È un'analogia perfetta l'autogrill, ed è vitale d'inverno. Cioè quando la neve copre tutto e trovare cibo in natura è praticamente impossibile. Questa stazione di servizio salva la vita a centinaia di individui. Se colleghiamo questo dettaglio al quadro generale, l'impatto di quell'autogrill va ben oltre la colonia locale friulana. Davvero? In che senso? Oggi la riserva del Cornino è l'unico punto di alimentazione supplementare costante di tutto l'arco alpino. L'unico? In tutte le Alpi? L'unico costante, sì. Non stiamo parlando di una comodità per pochi uccelli locali, ma di un nodo infrastrutturale vitale per l'intera metapopolazione adriatica. È un concetto che guardando le mappe dei tracciamenti diventa chiarissimo. Il Cornino funziona come un vero hub aeroportuale. Proprio così. Connette le colonie che si trovano sull'isola di Cherso in Croazia, con quelle che si spingono a nord fino agli Alti Tauri in Austria. E le tempistiche di questi spostamenti, sono assurde. Sono impressionanti. Dalle fonti risulta che un grifone può coprire la distanza dal Quarnaro croato a Forgaria in Friuli in 3 ore. 3 ore. 3 ore, un volo planato ininterrotto sfruttando solo le correnti calde. Praticamente è un ponte ecologico, invisibile ma solidissimo. Questo hub attira in Italia giovani grifoni spagnoli, francesi, balcanici, austriaci, Da mezza Europa, insomma. tutti individui nella fase di dispersione giovanile, che, attenzione, è il momento più critico per la loro sopravvivenza. Trovano a Cornino un rifugio invernale che abbassa drasticamente i tassi di mortalità a livello continentale. Quindi cosa significa tutto questo, in concreto, mettendoci nei panni di un cittadino qualunque, che osserva questo dispiegamento di fondi, ricercatori e carne cruda? Una domanda sorge spontanea. Certo, ce lo si chiede spesso. Perché stiamo costruendo un hub aeroportuale per un animale che mangia cadaveri in putrefazione? Voglio dire, il grifone vola benissimo, è maestoso, ma il suo stile di vita non è proprio da brochure turistica. Non è un animale romantico, diciamo. No, Ma la risposta, approfondendo le fonti, è che l'evoluzione lo ha reso il sistema di smaltimento rifiuti più efficiente e pulito del pianeta. è un necrofago obbligato. E non uccide mai nulla di vivo. Mai. L'anatomia stessa del grifone gli impedisce di essere un predatore. Non ha gli artigli affilati di un'aquila. Le sue zampe servono solo per camminare sul terreno. Solo per appoggiarsi, praticamente. Esatto. Ma il vero miracolo è interno. È il suo apparato digerente. Lo stomaco d'acciaio. Molto più che acciaio. I fluidi gastrici di un grifone hanno un livello di acidità così estremo, parliamo di un pH vicino a 1, da poter sciogliere letteralmente le ossa. Wow. E la cosa fondamentale è che annientano batteri letali come quelli dell'antrace, del botulino o del colera. Incredibile. Immaginiamo cosa significa questo servizio sul piano pratico per un allevatore. Un sollievo enorme. Se una mucca o un cervo muore in un pascolo montano isolato, quella carcassa inizia a marcire in poche ore. Diventa subito pericolosa. Diventa un incubatore di patogeni. Può infettare i corsi d'acqua, la fauna selvatica, persino il bestiame domestico rimasto. E le procedure per smaltirla sono un incubo. Assolutamente. L'allevatore dovrebbe chiamare l'ASL, far arrivare un mezzo speciale ammesso che ci sia una strada carrabile, Che montagna è raro. poi affrontare procedure burocratiche infinite e alla fine pagare pure una fattura salatissima per l'incenerimento. Mentre? Con i grifoni l'intera carcassa sparisce.
disinfettata alla fonte, senza far suonare mezza sirena, senza una riga di scartoffie e a costo zero. Praticamente parliamo di un risparmio macroeconomico e sanitario enorme. È tutto basato su un sistema di ricerca sociale che, e qui le fonti sono chiare, sfiora la fantascienza. Ricerca sociale. Sì, perché i grifoni non cercano il cibo individualmente, creano una sorta di rete neurale visiva nel cielo. Ah, lavorano in team. Esatto. Decine di uccelli si dispongono a chilometri di distanza l'uno dall'altro. Pattugliano un'area vastissima, mantenendo però sempre il contatto visivo reciproco. Ciascuno tiene d'occhio i vicini. Praticamente sì. Appena un individuo individua una carcassa giù in basso e rompe il volo circolare per scendere in picchiata, quel movimento specifico diventa un innesco per gli altri. È come accendere un bengala rosso in una stanza buia. Perfetto, esattamente così. Il grifone vicino lo vede e scende a sua volta. Quello ancor più in là vede il secondo scendere e così via, creando una reazione a catena velocissima. Una reazione che copre regioni intere in pochi minuti. Decine, a volte centinaia di individui convergono sullo stesso identico punto. Come uno sciame. Questa efficienza garantisce che un grosso ungulato venga consumato totalmente in un'ora o due. Ed è un riciclo ingegneristico puro. Il calcio e il fosforo delle ossa tornano immediatamente nel suolo sotto forma di guano o fertilizzante. È il fondamento della catena alimentare. Quindi, ricapitolando, abbiamo questo animale imponente che attraversa i confini europei, blocca la diffusione di malattie pericolose e fa pure risparmiare soldi pubblici e privati. Sembra lo scenario ideale. E lo sarebbe. Eppure, incrociando i dati della lista rossa, viene fuori che in Italia è classificato come in pericolo critico. Una contraddizione dolorosa. E il paradosso tragico è che non muoiono di fame, non patiscono la siccità o il clima, vengono sterminati dal veleno. Il veleno, sì. Una piaga. Esche tossiche piazzate illegalmente sul terreno. Ora, provando a fare l'avvocato del diavolo, Sentiamo. se un allevatore perde pecore a causa dei lupi, la sua decisione di piazzare una polpetta avvelenata non risponde forse, nella sua prospettiva ovviamente, a una cruda logica matematica di autotutela? Del tipo, tolgo il predatore, salvo il gregge, salvo i bilanci. Guarda, questa è la scusa storica dietro l'uso del veleno, ma i dati scientifici e finanziari smontano questa presunta logica pezzo per pezzo. Cioè, i conti non tornano. Dimostrano che è un autogol devastante per chi lo usa. Prima di tutto per la meccanica del veleno in sé. Non è un fucile di precisione, è una mina anti-uomo. Colpisce a casaccio. Uccide il lupo, certo, ma uccide anche cani da pastore, gatti, faine e fa strage assoluta di rapaci. Per i grifoni è letale in modo sproporzionato. Ah, per colpa della loro rete sociale. Esattamente. Proprio perché mangiano in gruppo e convergono a decine sulla stessa carcassa se quella carcassa è avvelenata, una singola esca da 5 euro può cancellare un'intera colonia in 20 minuti. È spaventoso. Ma c'è una cosa ancora più assurda in questa pratica, ed è un fenomeno che in biologia viene chiamato rebound, l'effetto rimbalzo. Un effetto controproducente al massimo. Le fonti spiegano che se il veleno uccide il lupo alfa, ovvero l'individuo dominante del branco, il branco di lupi non scompare. No, anzi, si sfalda. La struttura sociale va in frantumi. E i lupi più giovani si ritrovano da soli, sbandati. E un giovane lupo disorientato, senza la guida degli adulti, non ha le capacità tattiche per abbattere, che so, un cervo selvatico nel bosco. È troppo difficile per loro. Quindi cosa attaccano secondo te? Attaccano l'animale più facile, lento e goffo che c'è a disposizione, la pecora domestica. Bingo! I dati dimostrano chiaramente che l'uccisione dei predatori dominanti aumenta vertiginosamente le predazioni sul bestiame domestico. Ottieni l'esatto opposto di ciò che volevi. Oltre al danno, la beffa. E a tutto questo si aggiunge un costo occulto per la collettività che fa rabbrividire. Ah, sui costi le fonti sono perentorie. Leggevo che cercare di salvare una pecora da 500 euro usando un boccone avvelenato innesca una reazione economica enorme. Costa fino a 8 volte il danno iniziale. Perché si mette in moto una macchina complessa. Esatto. Scatta l'allarme, arrivano i carabinieri forestali, si attivano le indagini forensi, l'istituto zooprofilattico per le autopsie. Le bonifiche ambientali. Sì. Il comune deve pagare ditte specializzate per bonificare metri cubi di terreno contaminato. E poi ci sono i processi in tribunale. Insomma,
La collettività spende migliaia di euro per l'ignoranza di un singolo, Tra l'altro, spargere veleno non è un dispetto, è un reato penale. normato dalla legge 157, giusto? Esatto. La fauna selvatica è definita per legge patrimonio indisponibile dello Stato. Significa che chi avvelena rischia fino a 4 anni di carcere e 60.000 euro di multa. Non è una bravata. È un crimine grave che distrugge un servizio pubblico essenziale. La scienza indica chiaramente che l'unica risposta economica e funzionale ai predatori è la prevenzione passiva. Recinzioni elettrificate moderne e i cani da guardiania usati correttamente. Chiaro. Ma le minacce chimiche purtroppo non finiscono qui. Oltre ai criminali ci sono gli omicidi colposi, diciamo così, minacce derivanti da attività umane che di per sé sono del tutto legali. Ed è qui che la situazione si fa complessa. Entra in gioco un termine inquietante, saturnismo, cioè l'intossicazione acuta da piombo. La causa principale, i frammenti delle munizioni tradizionali usate nella caccia. Praticamente il cacciatore spara un ungulato. Il proiettile di piombo si frammenta all'impatto in 1000 scaglie. Le viscere dell'animale abbattuto vengono lasciate sul posto dai cacciatori, come scarto. E arriva il grifone a fare pulizia. Ed è qui che la formidabile biologia dell'avvoltoio si ritorce contro di lui. Ricordi l'acido gastrico a pH 1? Quello che scioglie le ossa. Esatto. Dissolve all'istante anche i microscopici frammenti di piombo, facendolo assorbire nel flusso sanguigno dell'uccello a una velocità altissima. Un avvelenamento super rapido. Basta una scheggia invisibile per paralizzare il sistema nervoso di un bestione di 12 kg. Le fonti descrivono effetti terribili. Il piombo distrugge il tratto digestivo, porta a una paralisi dei nervi motori. Sono animali letargici che muoiono lentamente di inedia, oppure perdono l'orientamento in volo e finiscono per schiantarsi sui cavi dell'alta tensione. È una fine tristissima. E l'unica via d'uscita tecnica a questo disastro è imporre ai cacciatori munizioni atossiche, come quelle in rame. È l'unico modo per tenere al sicuro gli spazzini del cielo. Ma c'è una minaccia ancora più insidiosa. Un farmaco che da solo ha quasi cancellato l'esistenza stessa degli avvoltoi dal pianeta. Il famoso diclofenac. Un comunissimo antinfiammatorio. Sì, lo usiamo anche noi. In Asia, negli anni 90, veniva usato massicciamente dai veterinari per curare il bestiame da lavoro. Quando le mucche morivano nei campi, gli avvoltoi se ne cibavano. Ma il problema è il meccanismo d'azione di quel farmaco, nei volatili. Il diclofenac, nei grifoni, blocca la capacità di espellere l'acido urico. Mamma mia! Genera una gota viscerale acuta e un'insufficienza renale che uccide l'uccello nel giro di 48 ore. È fulmineo. In Asia ha provocato un'amuria del 99% della popolazione di avvoltoi. Un intero subcontinente spazzato via da un banale antinfiammatorio veterinario. È agghiacciante. Anche in Italia oggi i controlli ci sono, per carità. Ma le fonti avvertono che basta un errore. Una singola carcassa di un animale trattato col farmaco che finisce per sbaglio in un carnaio o in un pascolo e si innesca un disastro per tutta la colonia. Il filo conduttore di queste minacce, dal veleno doloso al piombo accidentale fino ai farmaci alla fine, è l'ignoranza umana. È vero. Ed è per questo che la risposta più innovativa della riserva del lago di Cornino non riguarda solo la gestione degli animali, riguarda la gestione della psicologia umana. E qui la faccenda si fa davvero interessante. Stanno applicando una strategia che potremmo chiamare educazione alla biodiversità della paura. Un concetto affascinante. È il dettaglio che ho amato di più di questa esplorazione. Storicamente, sai, se vedi un uccello nero che mangia cadaveri, scatta un retaggio ancestrale di terrore. Come per i pipistrelli di notte. Esatto, sono sempre stati considerati portatori di sventure, presagi di morte. La riserva sta cercando di smontare questo meccanismo mentale irrazionale, lavorando con le scuole e la cittadinanza. Ciò che è affascinante in questo contesto è come la tecnologia supporti questa educazione. Trasformare i dati scientifici in una narrazione accessibile al pubblico. Sì. Dal 2017 la riserva, in collaborazione con il Parco degli Alti Tauri in Austria, ha iniziato a montare trasmettitori satellitari su alcuni grifoni. Leggevo le specifiche di questi dispositivi. Praticamente sono dei minuscoli zainetti tecnologici a ricarica solare. Molto leggeri, non invasivi per l'animale. E sfruttano la normale rete cellulare dei nostri telefoni per inviare fino a 500 localizzazioni al giorno. Una precisione impressionante. Segnano la coordinata esatta, la quota di volo, la velocità di spostamento. Ma la vera mossa geniale non è la raccolta dati per i biologi.
è averli resi pubblici. Esatto. Sul sito della riserva chiunque può aprire una mappa interattiva e seguire gli spostamenti di grifoni specifici che hanno nomi e sigle tipo FB14 o F75. Così non è più un minaccioso avvoltoio anonimo. Diventa un esploratore, segui i suoi viaggi tra le Alpi austriache e le isole croate, quasi fosse una diretta social. Questo crea un'empatia pazzesca. Fa capire alla gente che il grifone che sorvola il loro paese non sta portando sfortuna, sta semplicemente viaggiando per lavoro, diciamo, e arrivano a organizzare eventi per celebrarli, come il Vulture Awareness Day, il primo sabato di settembre. Questo è il vero ribaltamento culturale. L'uccello smette di essere percepito come un alieno pericoloso e diventa un cittadino illustre dell'ecosistema locale. Una mascotte quasi. Il progetto di Cornino, gestito dalle istituzioni e dalla cooperativa Paveis, dimostra proprio questo. La conservazione non si fa solo proteggendo la natura, ma cambiando la mentalità delle persone che ci vivono accanto. È fondamentale. Tirando le fila di tutto il materiale che abbiamo analizzato, il destino del grifone diventa una specie di termometro clinico del nostro territorio. In che senso? Nel senso che ogni esemplare che cade a terra paralizzato dal piombo o stecchito dal veleno è un nostro fallimento sociale. È una spia rossa che ci dice quanto siamo ancora arcaici. Certo, un segnale d'allarme. Ma d'altra parte ogni nido che compare sulle falesi friulane e ogni giovane grifone che impara a volare certifica che una convivenza intelligente è tecnicamente ed economicamente possibile. È la prova che i danni ecologici, anche quelli che sembrano definitivi visto che erano estinti, possono essere riparati, se si interviene con pazienza, metodo scientifico e la volontà di abbattere pregiudizi culturali antichi. In chiusura però, riflettendo su questa incredibile operazione di recupero, mi è saltato all'occhio uno spunto provocatorio dalle fonti, quasi filosofico, che vorrei lasciare a chi ascolta. Un po' di materiale su cui riflettere. Esatto. I documenti della riserva fanno molta divulgazione, giustamente, sui pericoli delle specie aliene invasive, cioè quegli animali introdotti artificialmente dall'uomo che distruggono la biodiversità locale. Un problema enorme ovunque. Eppure, il grifone di Cornino, pur essendo una specie autoctona, era totalmente estinto qui. È stato riportato fisicamente dall'uomo nel 92, imbarcato in Spagna e paracadutato, per così dire, in Italia. Un intervento umano pesantissimo. E oggi la sua sopravvivenza in migliaia di individui dipende da un autogrill di carne rifornito sempre dall'uomo, monitorato da telecamere ad alta definizione e tracciato da zainetti GPS a ricarica solare. È vero, c'è molta infrastruttura dietro. Quindi, viene spontaneo chiedersi: lungo questa linea temporale, in quale momento esatto un animale cessa di essere un progetto gestito dall'uomo e torna a essere puro ecosistema, natura selvaggia? Quanta tecnologia, quanti fondi e quanta assistenza artificiale sono necessari oggi per mantenere in vita l'illusione di una natura incontaminata? È un paradosso davvero affascinante da esplorare mentalmente. La prossima volta che vi capiterà di alzare lo sguardo e incrociare l'ombra di un gigante in volo. 伤口结的痂闪着光，向美寻找，别在中央。